L'allenatore della Roma Fonseca in conferenza stampa dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Brescia. Lavorammo o che è normale prima della partita, lavoriamo sempre la palla ferma. È vero che abbiamo un giocatore molto forte in queste situazioni e dobbiamo lavorare perché è importante in una partita. Del gioco, la prima domanda. È vero che nel primo tempo non abbiamo giocato con grande intensità, molto lento, senza aggressività e sbagliamo sempre l'ultima decisione. Abbiamo avuto spazio per giocare, ma sempre nell'ultimo momento sbagliamo molte situazioni e l'ultima decisione. Nello secondo tempo abbiamo cambiato, la squadra non ha fatto una grandissima partita, ma abbiamo giocato con altra intensità, con l'altro controllo sobre la partita. Le parole del tecnico del Parma al termine della gara contro il Bologna, finita sul risultato di 2-2. C'è il rammarico poiché fino a 10 secondi dalla fine si stava vincendo una partita, credo anche meritatamente per l'occasione da gol create e per le difficoltà con cui siamo venuti a giocare questo derby. È chiaro che c'è soddisfazione per la prestazione, amarezza, non ripeto, per aver buttato una partita, specialmente per aver subito due gol su situazioni di palla inattive, però in questo momento non mi sento di rimproverare nulla a questi ragazzi poiché hanno messo il massimo impegno, hanno costruito diverse palle gol dove magari bisogna migliorare anche nella gestione, no? Perché prima del calcio d'angolo la palla l'avevamo noi, quindi bisogna essere più bravi a far morire la partita, però ripeto, soddisfatti della prestazione e amareggiati del risultato, pieno che non è arrivato, ma credo che avrebbero anche meritato. Dispiacere soprattutto perché ci tenevamo a regalare una vittoria a Giacomo Malmese, il nostro vicepresidente, poiché ha perso il papà e quindi gli siamo molto vicini in questo momento di dolore. Il 2019 per Nicolò Barella potrebbe essere terminato a Torino. Il centrocampista sardo è stato costretto ad uscire prima della fine della prima frazione a causa di una distorsione al ginocchio destro. L'ex Cagliari è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto in settimana ad un intervento. Solo dopo l'operazione saranno definiti i tempi di recupero. Tutto però porta a pensare che il ritorno sia per il 2020. José Mourinho vuole Zaniolo al Tottenham e lancia la sfida al Manchester United e al Paris Saint-Germain. È quanto scrive l'edizione domenicale del Daily Express, spiegando come lo Special One consideri il calciatore della Roma il sostituto ideale di Eriksen, ormai prossimo all'addio a parametro zero. Il giovane della squadra capitolina ha recentemente giurato amore alla società di James Pallotta, affermando di voler baciare la maglia ad ogni gol, sottolinea il tabloid inglese. Non ha neppure chiuso totalmente però le porte ad un futuro in Premier League. Sul calciatore ci sarebbero anche Juventus ed Inter.